Aia, porca troia. Buongiorno Italia. Buongiorno un cazzo, sono fatto male la testa. Ai, ai, ai. Il 7 no, è una parolaccia. Dico 7 di mattina. YouTube mi censura. Però io quando sono in montagna faccio queste robe blasfeme di alzarmi a orari estremi da prima mattina col freddo a brosa che le fora. Porca miseria. Però, vuoi mettere, avere la ricompensa di svegliarsi e vedere questa roba, guarda, col sole che deve ancora venire su. Sì. E mi dicevano, ma non ti manca la finestra magica di Scarosso? Cioè, guarda qua, porca miseria, ho 180 gradi di finestra magica, perché posso aprire anche le altre tende, questa qua dietro di me e quell'altra. Cioè, veramente è una roba pazzesca. E ora a sto punto facciamo anche dove abitiamo oggi. Dove abitiamo? Porca troia, che freddo! Mamma mia! Dica, ciao Escio, ciao Ulfo. Dica, ciao a che altri che tutti da Rio. Senti il rumore del ruscello, senti. E anche io sai, senti. The sound of Rushel e the sound of Osei del primo mattina. Poesia. I Fabi sboccia la sera dopo io tutti che dorme. Aspetta che attento. Chi? Va bene. Nessuno io possibile. Forse non sono stato abbastanza convincente. Aspetta perché mi manca appena cavare tonsille. Chi? Oh! Chi? No. Aspetta. Chi? No. No, non ho futuro come che può essere. Proviamo italiano. Proviamo da Ulfo qua. Aspetta. Vieni qua con me. Prendo Ulfo qua. Quei bottiglie fuori. Porca. Dimenti se è possibile. Non ho da sti mestieri. Chi? Senti l'Ulfo che le vedo da mangiare. Forse la Luca. Chi? No. Porca miseria, Italia. Mi sento cioè essere il primo a combrico e a che si alza in piedi che altri ancora chi dorme. Ecco, Italia, tu abbiamo? Niente? E tu? Capo i dicono stereotipo, te alzi la prima mattina in montagna, no? Te a fare i giri, invece, la merda, tutti in letto. Ma che mestieri? Sei seduta nel letto, nel tepore di maggio. Sono un toro in amore, voglio darle un assaggio. Ti ricordi i bei tempi, stava sempre all'insù. Consumavo in un mese tonnellate di attu. Se non succhi non sale, sei un vecchio maiale. Se non succhi non sale. Dentro quella vagina, l'uccello molliccio non ci può stare. Promemoria, 2 punti. Questa sera avevo buttato, erano tutti d'accordo, di andare a mangiare al ristorante qui, facevo prodotti tipici trentini, perché ho detto, siccome in questo periodo ho speso un sacco di soldi, stavo dicendo buttato via, e ho detto dai che continuiamo, almeno fino dopo le ferie, dopo ritorno alla vita normale, quindi scialacquiamo anche al ristorante. Che bello, tutti contenti. E dopo giustamente uno fa notare, ma aspetta, nessuno di noi ha il Green Pass. Ha detto, anche peccato, salda tutto, vabbè, mangiamo in camper. Mi dispiace anche per il ristorante perché eravamo in 9 persone. Però non vorrei essere pesante e ripetitivo, ma segnatevi giù sta roba che io sono il primo ad alzarsi alla mattina. No, che dopo avevano fuori discorso. Cazzo, che singano. Si alza per prima mattina, sai, vuoi dire? Poi dice, dormi fino a 10, no, 7 mattina, operativi e via. Guarda che bella sta roba, no? Praticamente, adesso che sono qua tipo a far colazione, mi veniva la voglia di prendere il telefono delle notifiche tipo WhatsApp, quelle cose là, hai capito? No? Ormai è diventato un rito ossessivo, no? In quasi tutti noi. E il telefono non prende completamente, ok? E quindi io adesso mi godo, a parte questo momento che ho acceso la telecamera, ok? Ma appena la spegnerò mi godo questo momento
bevendomi la tisana e guardando i monti e gli alberi. Cioè non vuole essere questa un modo di dire ah guarda cosa faccio, assolutamente no, è un modo di dire per spiegarti cosa può succedere quando tu ti stacchi un attimo da quel cacchio di telefonino, perché nel mio caso avevo già provato a togliere Facebook, Instagram, Messenger, hai capito, però non basta, perché comunque ci sono le news, comunque c'è il WhatsApp, comunque ci sono le email, porca miseria, siamo veramente torturati da questi strafanti tecnologici, e non avendo queste cose tu veramente ti godi la colazione così come i migliori gastroenterologi consigliano di fare, ossia lentamente e guardando il cibo, cioè pensando al cibo, proprio entrando a far parte del cibo, cioè della serie sto bevendo una tisana, devo essere consapevole che sto bevendo una tisana, un biscotto, la marmellata, una marmellata, hai capito? Questo mi sembra, adesso io non sono un gastroenterologo, credo che sia perché il corpo, in base al tempo in cui prendi il cibo, la quantità di cibo e il tipo di cibo, prepara dei succhi gastrici, hai capito? E allora, insomma, così facendo tutto il corpo ne risente in termini di benefici, no? Ecco qua. E allora tu volevi dire ai nostri amici che cos'è che sei, cos'è che fai te? Esatto, però professionista, cioè la ballerina di quelle brave. Insomma, non si scherza qua. Perché dopo troppo spazio. Io lo metto nello zaino. Allora, ragazzi, siccome non sono sicuro di aver inquadrato correttamente la strada e il panorama con la GoPro quando sono andato in bici, ok? Ritorniamo su con la Sony a piedi, stavolta con la troupe, e quindi rifacciamo il percorso, quello figo, panoramico. Guarda cosa reti. Cosa? Michele Catana. Ah sì, aspetta, perché Michele Catana, poi ha detto appena arrivato alle 3 di notte, arriva dalla Sicilia. Vediamo cosa ci ha portato dalla Sicilia. Avrà le statue. No! L'arte. Vedi Alessia, perché io ti amo tanto. No! Che storia. Però sono felice a volte quando non ci sei, perché io dopo mi sfondo di cipolla di Tropea. Cioè, oh! Alessia, questo qui è tutto per Yuri, Cioè, no, adesso rendiamoci conto. Cipolla di Tropea dalla Sicilia, cioè no! No, a Tropea proprio, questa arriva da Tropea. No! Siamo proprio passati da Tropea apposta. No! Sì, anche i peperoncini. Italia, ci rendiamo conto? Per chi mi conosce, per gli amici intimi, si sa che io ho questa esagerata passione per le cipolle e soprattutto per l'aglio. Guarda il pandino di Olfo. Luca sa là il panda. No, aspetta, voglio il remake del tuo moto, com'era? L'avventura non ci fa paura, no? No, non ci fa paura l'avventura, Olfo, non cadermi così. Ciao amici! Ciao! Manca Fabio. Ma che bello sto camper. Che bello. Guarda il CP di Michela, vedi tu? Lei quella che l'ha morsicata. Perché dicono che anche a Baia non morde, ma non è mia vera però, L'assicurazione deve pagarla. No, aspetta, mi stanno facendo il prezzo per il noleggio del garage, l'antifurto che è il cane, bando alle ciance come si suol dire, ed ora scopriamo il sentierino di Ezio, quindi vai verso la fine, scusa volevo dire vai verso l'uscita, eccola qua ragazzo, vedi, verso l'uscita o verso l'entrata se arrivi, dipende da dove parcheggi. Questa è la gradinata estrema, no? Magari è normale, però mi piace dire estrema, per arrivare fin su alla diga, al bar della diga. E come dicono gli altri, evviva la diga! Guarda qua, leggi il cartello, sentiero per diga di Bissina. Ecco, basta. Sì, beh, giustamente è una gradinata che ti porta fin sopra la diga, quindi insomma giustamente c'è da gradinare. Olfo, stai gradinando? No, sto morendo. Stai morendo? Lui ha sbagliato qualcosa, perché lo dice anche la parola gradini, gradinare, quindi non puoi morire, devi gradinare. Olfo, va che t'è una vipera là. No, che sei un figo, una che delusione. No, penso che cioè proprio. Guarda che bello le felci di montagna. Dai, fraca. Vedere che bella mascherina omosessuale, molto bella.
Anzi, i bambini gliene fanno Vedi, di questa tutti è i a colori. Camilla che si chiama come il can che ha menuna. Cin 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 cin. Sai che secondo me non Ma è... sociale? Se guardate gli occhi ragazzi, vedi, io ti faccio i tutorial su come far cin eccetera e dopo non vengono considerati. Quando si fa cin si guarda negli occhi e dopo si fa anche così piano, dipende dal bicchiere. Spero di no che non aprono, c'è il camper sotto. Sì, gli ho detto. Come sempre c'è tantissima gente, però bisogna anche finirla con sta cazzata di dire non vado nei posti perché c'è tanta gente. Così ti ritrovi sempre nei posti di merda per sentirti isolati e ti perdi ste bellezze qua. Quindi anche se c'è gente, ciavatene! Oh no, godita giusto? Serve sassi. Sul sasso là metterei un po' a prendere il sole. Nudo. Beh, nudo, tanto non si vede niente. Stupendo, bello ragazzi, bello. Non mi pare di aver visto barche in questo lago, no, nessuno con canoa o roba del genere. Cioè, vedi? Ha fatto come la Alessia Luca, gli ha dato lo zainetto alla moglie, no, sto cancaro, e tutta la roba la porta alla moglie e lui va là, libero in maglietta, ha sei misteri da fare. No, bene, un tuffo no, però. No, momento storico-culturale Italia rievocato da Olfo, no? E il Fuffi da Pugnello, chi si ricorda? Ah? Vai, fraca, 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 fraca! Sponsorizzato da Pampers. Le farfalle che si seguono, guarda le farfalle, guarda, guarda, guarda le farfalle che corrono felici, no? Che fanno le cose da farfalle. E guarda anche il panorama. Io sto rifacendo di nuovo gli stessi posti per te perché erano già stati fatti con la GoPro, quindi a me come ricordo basta. Però volevo insomma rendere un po' di grazia a sti posti e farteli vedere anche con la Sony. Pensa Italia, che magari non tutti ci crederanno, ma Luca ha la mia stessa età, cioè lo vedi, ti dimostra tipo 60 anni. In realtà no, è dell'82 come me, capisci? Sono ritornato dai cavalli, oh mamma mia Italia. Allora cosa succede? Ho configurato l'app, può interessare o non interessare. Allora la modalità turbo era al 35% di potenza, adesso l'ho messa al 100%, è una moto, cazzo, è una roba indescrivibile. Seconda cosa, salute della batteria al 100%, i chilometri che il tipo non conosceva, non conosceva la tecnologia, diciamo, non ha mai collegato l'app. Lui mi aveva detto sui 1000 km, dopo 2 giorni che ci correvo la bici ha dato 421 km, quindi ne aveva tipo 380, cioè era nuova, difatti la vedi, non aveva un minimo striscio né niente, era proprio nuova, impeccabile. Un mega affarone, cioè stracontento. E poi guarda, oh, sto andando in salita ripida, cioè come in pianura avessi la marcia più tenera, fantastica. Dopo ovviamente così ti bruci la batteria, nel senso che la consumi tutta. Se abbassi l'assistenza, tipo mi pare ho messo la media, ecco mettiamola al 35%, fai fatica, al 15% fai molta fatica. Difatti adesso scalo marcia, scala, 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 anche perché io ho impostato volutamente la prima assistenza che al 15%, cioè niente, che va a compensare il peso della bici e le ruote larghe, ok? Diciamo che col 15% di assistenza vado come una buona bicicletta muscolare, normale, non elettrica. La seconda me la devo giocare, devo capire col tempo quello che mi servirà per avere tanta batteria, fare tanti chilometri e non far fatica. Questo è ancora appunto da studiare. E il turbo, scusa, ma l'ho messo al 100% perché con quello mi diverto veramente come uno stupido. E poi ho imparato una roba bellissima, c'è il tastino qui in parte che serve per accompagnarla a mano, ma siccome io sono leggero faccio tipo i 15 all'ora con la bici che gira senza pedalare, è una figata, tipo un motorino. Sì, 15 all'ora sono niente, però metti sei stanco, non hai voglia proprio di pedalare, in pianura vai ai 15 all'ora. Sì, mi dispiace averti fatto
tutta questa puntata sulla bici elettrica, che può essere interessantissima per tanti e assolutamente noiosa per altri, però purtroppo sai, le puntine del mondo è la mia vita, della serie è varietà, è tutto quello che succede, non è un canale di nicchia, hai capito? E quindi ovvio che troverai sempre puntate che non ti piacciono, noiose, altre che ti piacciono un casino, proprio perché c'è un po' di tutto. Quindi può essere che la puntata informatica non ti interessa, quella dei droni e le batterie neanche, quella della filosofia magari forse, quella dei viaggi sì, quella delle uscite con gli amici no, eccetera eccetera, però così funziona. Ah no, aspetta, io avevo tirato fuori la GoPro per un motivo ben preciso e adesso siamo verso fine agosto. Io il 31 parto per la Puglia, è morta proprio completamente la Sony A6006. In teoria non me ne frega niente perché in assistenza, cioè o me la riparano o gli faccio il reso, mi prendo un modello successivo. Il problema è che appunto devo partire per la Puglia, non si farà mai a tempo, assolutamente, ci vuole almeno un mese tra fare il reso, ricevere i soldi e prendere quella nuova. E quindi niente, dovrò farmi tutta la Puglia solo con la GoPro. Poi ci resto male perché se c'è anche Alessia, il bambino, cioè sono bei ricordi, con la macchina fotografica ti faccio le foto oltre che i video. Vabbè, non pensiamoci troppo, guardiamo il lato positivo. Come ti dico sempre, con la GoPro qualità audio e video assolutamente imparagonabile a una Sony del genere, con buon obiettivo, il microfono e la Rode, per carità di Dio. Però la GoPro vivi, cioè veramente è una scatolina che ti sta in tasca, quindi tranquillo, la puoi usare dove vuoi, con la massima velocità, spigliatezza, cioè è vero. Però da una parte voglio divertirmi e vivere la vita, dall'altra contemporaneamente un 40% vorrei anche avere dei bei ricordi, crearmi dei bei filmini, hai capito? Delle belle foto. Però vabbè, la Puglia sotto questo punto di vista, il punto di vista tecnologico, probabilmente è una regione maledetta, perché ogni volta succede qualcosa che io non ho mai avuto. È la terza volta che andiamo in Puglia, non ho mai avuto video e foto come ricordo della Puglia. Eccolo. Oh, baby, understand.